Buonasera a tutti e a tutte e benvenuti a questa sesta puntata di Controtempo, focus sulla provincia di Gorizia. Il nostro graditissimo ospite questa sera Stefano Ceretta, vice sindaco del comune di Gorizia. Benvenuto Buonasera. Stefano. Grazie, buonasera. E non posso che aprire insomma questa chiacchierata con te nel porgerti i miei più cari auguri a te e a tua moglie Anna per la nascita del piccolo Zeno, che adesso se non sbaglio ha un mese. Sì, ieri 18 febbraio è un mese. Com'è Grazie. questa esperienza da papà? Bellissima, bellissima e la suggerisco a tutti. Bene Stefano, Sì. Adesso però ci tocca parlare insomma di questioni meno piacevoli. gradevoli. Magari no, cominciamo con qualcosa di positivo, nel senso tra le tue deleghe, la delega allo sport e alla mobilità. E so che stai insomma lavorando ad un progetto che possa in qualche modo integrare anche queste due tue deleghe rispetto a un tema particolare che è quello della accessibilità e della sensibilità allo sport visto come integrazione e anche alla mobilità sostenibile. Vuoi parlarci di questo progetto? Sì, molto volentieri. Questo è un progetto che è work in progress in questo momento, lo stiamo elaborando, lo stiamo progettando e riguarderà proprio il discorso proprio sull'accessibilità allo sport per quanto riguarda tutto il mondo della disabilità, di persone con handicap. Questo anche perché nella politica proprio del Comune di Gorizia, per quanto riguarda anche lo sport, crediamo che lo sport deve essere un qualcosa che sia fruibile per tutti, a cominciare anche proprio l'accessibilità delle strutture. E infatti in questo progetto, che vedrà coinvolte tante realtà, tra cui anche comuni appunto dell'Isontino, insieme ad associazioni sportive e alcune federazioni paralimpiche, federazioni e anche associazioni che si occupano appunto di ragazzi e sport e autismo, vogliamo creare appunto questa sinergia tutti insieme con un partenariato europeo proprio per portare e cominciare anche a dare, io credo, anche dei segnali molto chiari sulla direzione in cui Gorizia e non solo Gorizia vuole andare, questo anche per cominciare veramente a dare una pari dignità a tutti, proprio dal fatto di rendere accessibile, ma non tanto per vedere, ma proprio per poter praticare gli sport all'interno degli impianti sportivi. Ma all'interno del progetto, che comunque adesso è in fase appunto di progettazione, scusate il gioco di parole, c'è anche un aspetto molto molto interessante relativo all'urbanistica, no? Sì, certo, perché vogliamo coniugare anche tutto il discorso per quanto riguarda i PEBA, che sono i piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche. E questo naturalmente si traduce oltre che a un piano su tutta la parte, diciamo, della città, ma in particolar modo verranno curate proprio tutte le parti invece che riguardano gli impianti sportivi. Perciò vorremmo e vogliamo, il nostro desiderio attraverso anche questo progetto è di studiare, creare, progettare, poi a sua volta appunto eliminando poi attraverso il lavoro, appunto eliminando tutte le barriere per rendere fruibili poi tutti gli Quindi impianti. una fase di mappatura di quelle che sono le barriere architettoniche. Per la parte, diciamo, della mobilità, questo dovrebbe poi essere recepito dal piano Certo, regolatore e certo. piano piano, insomma, man mano che arrivano i fondi, salvo insomma una lista di priorità, un elenco Certo. di priorità, cominciare ad abbattere le barriere architettoniche. Questo non fa nient'altro che insomma riconfermare quanto l'Isontino, e tu lo sai benissimo, abbia investito in termini di integrazione anche grazie al comune di Gorizia. Questo va insomma riconosciuto. Lo abbiamo fatto tante volte assieme all'interno del CISI, che è il consorzio Certo. che gestisce la disabilità, dove comunque il comune di Gorizia ha un peso importante e lo stiamo facendo, insomma, lo state facendo ancora sul territorio. Una cosa a cui accennato molto interessante è che non lavorerà a Gorizia da sola, ma lavorerà con altri comuni della destra Isonzo. Assolutamente sì, e come dicevo prima, oltre che i comuni vedranno anche protagoniste delle associazioni, altri enti e anche delle federazioni a livello nazionale che ci hanno già dato anche il proprio appoggio per quanto riguarda questa proposta di progetto. Quindi la mappatura delle palestre, degli impianti sportivi andrà fatta quindi anche nei comuni che diventeranno Assolutamente partner? sì, lo facciamo proprio con tutti i partner che parteciperanno al progetto. Beh, speriamo di riuscire a farlo prima o poi in tutti i 25 comuni Ah, della provincia di io mi Gorizia. auguro e non solo, anche perché questo sarebbe sicuramente, come anche dicevo prima, sarebbe veramente un bel segnale per tutti,
sarebbe un bel segnale, un segnale di apertura e un segnale soprattutto di sensibilità proprio anche nei confronti di chi è svantaggiato rispetto a noi, appunto dal punto di vista di mobilità e tutto. E credo che sia corretto e giusto dare l'opportunità a tutti. Beh, quando sarai in una fase diciamo un po' più avanzata, no? Sarebbe insomma carino che tu tornassi magari con qualche partner a parlarci del progetto in maniera più concreta. Assolutamente sì, e spero anche molto presto perché stiamo comunque monitorando un po' la situazione e una delle, diciamo, delle call, delle chiamate che riguardano per esempio i progetti Erasmus, stiamo seguendo quelli e dovrebbe essere la scadenza ad aprile, perciò io credo che a maggio potremo essere qui. Tra l'altro insomma, il comune di Gorizia, ma nello specifico proprio tu e se non sbaglio anche Sartori, avete una certa competenza sulla progettazione europea, una certa esperienza. Sì, noi questo sicuramente sì, anche perché appunto il collega Sartori poi ha seguito in maniera diciamo dal punto di vista anche tecnico, proprio anche per la sua preparazione, tutto quello che era il lavoro fatto sul gruppo europeo di cooperazione territoriale. Io ho dato un appoggio proprio anche sul GECT per quanto riguarda appunto quello che era la mia conoscenza, la mia esperienza sui progetti europei e non solo, e ho dato una mano anche, come dire, a fare lobbying poi nel primo periodo quando si andava a Bruxelles, anche per far conoscere poi il territorio e soprattutto per far capire all'Europa cosa volevamo fare e perché volevamo fare questo gruppo di cooperazione territoriale. E grazie a questa esperienza poi, tra l'altro, proprio con quella che fu la ex provincia di Gorizia, è nato insieme alla provincia di Gorizia, abbiamo ideato e portato avanti e portato proprio poi che è stato anche approvato e l'abbiamo anche fatto, è durato quasi 4 anni, un progetto uno dei più grandi progetti sulle politiche giovanili proprio in Europa. Anche perché poi noi a un certo punto insieme abbiamo avuto anche così l'esigenza di capire cosa gli altri facessero e in questo caso individuando delle aree, in questo caso tutta diciamo, l'Italia, compresa l'area balcanica, abbiamo messo insieme dei partner di diversi paesi e abbiamo creato una rete proprio innanzitutto per aiutare chi non era, diciamo, cioè noi abbiamo trovato situazioni, per esempio qui in Italia, in una provincia dove non esisteva l'assessorato alle politiche giovanili, non esistevano i centri di aggregazione, cioè non esisteva assolutamente nulla di strutturato per i giovani. E grazie al progetto siamo riusciti appunto intanto a sensibilizzare la parte politica, a creare l'assessorato e a creare appunto e dare una competenza a un assessore e in più, cosa molto più importante, siamo riusciti a creare il primo centro di aggregazione in questa provincia che ha avuto poi tra l'altro un successo incredibile e questo grazie anche diciamo, all'esperienza poi che aveva già a suo tempo sia la provincia sia il comune di Gorizia in tematica di giovani e questo per noi è stato comunque un grande risultato, ma correggimi se sbaglio, gli assessori alle politiche giovanili all'epoca eravate tu e Federico Portelli, se non erro, sì, no? Sì. Tu perché tu sei stato per 10 anni anche assessore del compianto sindaco Romoli. Ettore, sì. Oggi la mancanza di Romoli, di Ettore, il nostro territorio la sente parecchio. Perché tu hai citato il termine provincia e adesso purtroppo arriviamo a parlare di enti locali e di questa situazione che so che tu sei in una posizione un po' complicata perché da una parte insomma sei un iscritto insomma alla Lega, sei un militante storico della Lega e sembra esserci quasi un po' una lotta intestina al centrodestra su questa questione della provincia di Gorizia sì, provincia di Gorizia no, provincia di Gorizia con Udine, provincia di Gorizia con Trieste, le posizioni sono le più disparate. Qual è la tua, Stefano? Ma la mia è netta e chiara, espressa sin dal primo momento, per me esiste la provincia di Gorizia come esistono le province di Trieste, di Udine e di Pordenone. Non vedo la necessità appunto di accorpamenti e quant'altro, anche perché adesso non voglio sembrare retorico o fare sempre la solita filippica, ma la verità è che ognuno ha le proprie caratteristiche. Poi se vogliamo mettiamoci pure anche un po' di campanilismo sano e puro e questo insomma questo porta a far sì che io sono convinto che Gorizia e tutta la sua provincia devono restare e tornare come erano prima.
Eppure sembra che da quando purtroppo Romoli non ci sia più, non c'è più, eh, il nostro territorio è diventato un pochino terra di frodo, nel senso noi vediamo cominciamo ad assistere alla discesa, se mi permetti, sul nostro territorio di persone che in qualche modo ci impongono linee, ci danno suggerimenti non richiesti e poi c'è una forte spinta, se mi permetti, tra virgolette, autonomista del comune di Monfalcone. Parlo di una tua collega di No, partito no, che non certo. più tardi di ieri ha dichiarato, deliberando all'unanimità in Consiglio Comunale a Monfalcone un ordine del giorno in cui sì, si ribadisce il desiderio di restare uniti come territorio, però si sottolinea che Monfalcone dovrà avere un ruolo centrale in quanto 21% del PIL, diciamo, della regione. Io l'ho letta così, per me era un sì, andiamo tutti assieme nella provincia della Venezia Giulia con una Monfalcone centrale rispetto a Gorizia, proprio perché nel mezzo tra Gorizia e Trieste. Tu come invece hai letto queste dichiarazioni? Ma io le ho lette nel modo in cui sono scritte anche sul giornale, nel senso che sono cioè delle rivendicazioni o comunque sono delle richieste che giustamente ognuno può fare tranquillamente, senza nessun problema. È vero anche che proprio per la mia origine, proprio come leghista, essendo un militante ormai da più di 10 anni, è vero anche che la Lega è comunque un partito sul territorio e io credo che forse prima di fare salti in avanti o quant'altro, io auspicherei anche di, perché no, sentire anche i cittadini. Io sono una persona che comunque sta in mezzo alla gente, parla con la gente e come dicevo prima appunto anche del campanile, la gente lo sente molto in questo caso e c'è anche, e rispunta anche questo senso di appartenenza e di orgoglio per quello che fu ed è insomma ancora nel momento, anche se non esiste un ente intermedio come la provincia, e comunque, cioè, e non parlo solo di cittadini goriziani, ma insomma cittadini un po' di tutta la provincia che effettivamente esprimono contrarietà a una divisione appunto della provincia, queste spartizioni, Trieste, Udine o i spezzatini, Monfalcone così e Gorizia colà. Ecco, io credo proprio per spazzare via qualsiasi dubbio, credo che sia anche corretto, visto anche la nostra origine proprio come movimento e come partito, di dare parola anche ai cittadini. Quindi tu proporresti un referendum consultivo, nel senso Sì, cittadini della provincia di certo. Gorizia rispetto alle opzioni in campo, Ma quale io dico di sì, nel senso che cioè, chi meglio dei cittadini, dopodiché giustamente la politica deve fare il suo lavoro, questo non si discute, però però fuga in avanti, qua stiamo cercando, io ogni mattina apro il giornale, vediamo dove abito oggi, perché nel senso sì, un giorno viene un po' il un dubbio. giorno mi accorpano a Trieste, il giorno dopo il tuo sindaco apre a Udine dopo aver chiuso a Trieste, il che sembra anche un po' paradossale, perché se uno dei motivi per cui è giusto mantenere l'autonomia, al di là dell'identità che in questo momento io ti dico, anche io percepisco che la stiamo riscoprendo, è proprio il fatto di avere i palazzi periferici del governo, cioè nel senso Certo. avere la prefettura, poi avere un nostro tribunale e quant'altro. Ora, chiudere a Trieste e aprire a Udine porta lo stesso alla perdita, insomma, di No, questo è prefetture. poco ma sicuro, Quindi anzi, io sono assolutamente d'accordo con te che forse per dirimere, insomma, questa questione è la cosa più sensata da fare e forse è quella che renderebbe poi maggior dignità al territorio, è quella di chiamare al voto le persone. Le persone vanno, votano e ci si adeguerà. Io spero sempre, insomma, che resteremo tutti uniti, insomma, però è stato, io credo di non dire assolutamente nessun tipo di sciocchezza, visto che insomma Sappada conosciamo bene la storia, cioè, è venuta con noi, tra virgolette, cioè, ha è scelto. entrata nella regione Friuli-Venezia Giulia perché ha scelto, ha dato ai propri cittadini la possibilità di scegliere la conformazione di come dovrebbe essere, cioè, o meglio, a chi appartenere a livello di territorialità regionale, appunto, o al Veneto o al Friuli-Venezia Giulia. È stata data questa opportunità, i cittadini hanno scelto e hanno tra l'altro anche fatto una scelta molto chiara e netta, insomma, E questo quindi lo sarebbe sappiamo anche, perché... mi pare, quando si vanno comunque a definire confini territoriali nuovi,
è opportuno, è anche scritto in legge, insomma, che sarebbe opportuno chiedere No, un referendum assolutamente. consuntivo. Speriamo che qualcuno ci ascolti. Abbiamo parlato però più volte della provincia di Gorizia ente, quello che non c'è più. Tu come vedi comunque la nascita di queste nuove province? Le vedi come organi elettivi, organi, enti di secondo grado? Qual è la tua opinione in merito? Noi insomma si è lavorato assieme tante volte abbiamo bisticciato perché abbiamo insomma degli Normale. orientamenti politici diversi, però in realtà ci sono state anche delle belle collaborazioni tra comune e provincia. Noi poi condividevamo anche la stessa città, nel senso che Assolutamente, certo. giustamente l'istituzione provincia aveva sede nel comune capoluogo, che ribadiamolo ancora una volta, è Gorizia. Certo. Tu come la pensi rispetto a questa eleggibilità dell'ente primo o secondo grado? Ma come ho detto prima, cioè, io sarei favorevole a un ritorno di come eravamo, nel senso che, insomma, io l'ho sempre detto anche anni fa, quando si parlava anche province sì, province no, e questo e quello. Io sono sempre rimasto invece sulla mia linea, cioè credo che avendo poi appunto avuto l'esperienza di lavorare poi con l'ente intermedio provincia come amministratore comunale, insomma, dopo è chiaro che questo lo fanno le persone, però devo dire che la provincia effettivamente aveva un'ottima collaborazione anche con il comune di Gorizia, cioè almeno per quello che mi riguarda io ho sempre avuto aperture e comunque delle collaborazioni, piene collaborazioni su progetti e anche su altre cose. Chi fa l'amministratore locale lo fa per il bene di un territorio e della cittadinanza, lo fa perché tu lo sai molto bene, meglio di me, che non si guadagnano né in provincia né in comune cifre No, no. esorbitanti, quelle si Ma guadagnano in regione. questo Forse. io lo dico sempre, lo spero, lo auspico insomma, che sia così, che un amministratore amministri appunto perché ha questa, diciamo, questa volontà e questa voglia di mettersi a disposizione. Tu lo sai molto bene, io posso soltanto confermarlo, nel senso, sicuramente siamo stati, io ad esempio sono stata al passato, tu lo sai, dei privilegiati, nel senso che abbiamo il privilegio di Assolutamente. servire un territorio, ma sono lavori tante volte anche molto impegnativi, molto faticosi, che richiedono tantissimo tempo e che sono retribuiti, diciamo, con una paga normale, non sono gli 8.000 euro di un consigliere regionale, No, no, quelli che prende assolutamente. un assessore provinciale o un assessore comunale, anche perché la paga insomma è lo stesso, sono quello che potrebbe prendere tranquillamente un impiegato e tante volte lavoro insomma che comincia alle 6 del mattino. Sì, sì, no, boh, ma è chiaro che dopo una volta che, insomma, cioè, voglio dire, il politico è conscio di quello che va incontro, cioè, questo ce lo devo dire con molta chiarezza, cioè, a me molte volte fa sorridere che sento qualche mio collega così che si lamenta o cosa, sì, anch'io mi lamento, però cioè, dobbiamo renderci conto che effettivamente è una scelta che abbiamo fatto noi, io lo dico sempre, cioè, non te l'ha ordinato il medico, ecco. E lo si fa per passione, Ma soprattutto. certo, si fa per Era passione, uno ma slogan perché... di una tua campagna elettorale, no? Che La cosa? passione ci lega. La passione ci lega, sì. Me lo Esatto. ricordo, me lo ricordo Esatto, bene. esatto. Però la cosa che mi premeva ancora sottolineare, Stefano, è che sì, lo si fa per amore di un territorio. Tra le tante proposte che insomma ho letto in questo periodo, ce n'è una suggestiva che francamente mi piace. E se cominciassimo invece a togliere un po' di giunta regionale, lasciando soltanto, diciamo, il consiglio regionale a legiferare, la regione teoricamente è nata per quello, e lasciare invece le articolazioni dell'amministrazione sul territorio, dal comune alla provincia come ente di area vasta. Se vuoi un po' sul modello del Trentino, no? Ecco, secondo te come potrebbe essere questa opzione? Per quanto fantasiosa e soltanto Ma teorizzata allora, dai 5 Stelle in questo ma momento. sì, vabbè, allora diciamo una cosa, facciamo anche i dovuti distinguo. Cioè, un conto è eliminare, diciamo, proprio l'ente, nel senso, sì, il Consiglio regionale legifera, diciamo, viene eliminata la giunta. Non so, nel senso che io vedo, allora, nel mio lavoro ho avuto modo anche di avere diverse esperienze, per esempio sono stato anche molte volte a Bolzano, all'Eurac, proprio per il discorso di progetti europei e quant'altro, e ho avuto modo anche di conoscere da molto vicino anche quella che è la realtà appunto delle province autonome, regione.
però effettivamente, adesso detto francamente tra noi, cioè, siamo a livello che praticamente Trento e Bolzano sono due piccole regioni e effettivamente la regione è totalmente svuotata da, in questo caso ritengo che anche no, cioè nel senso non ha senso che esista la regione in quel territorio. Ma in realtà deve esistere per legiferare sulle materie concorrenti e insomma Sì, delegate dallo sì, Stato. ma Io in questo guarda che ero una sostenitrice della devolution, per essere sicura, devo dirti la verità. sì, diciamo che allora, oggi come oggi potrebbe essere anche un argomento su cui parlarne, però, cioè, nel senso, io credo che ci vogliono già delle idee chiare, delle proposte chiare, cioè nel senso che sì, la fantasia, sappiamo che anche il Movimento 5 Stelle di fantasia ne ha tanta, no? Però bisogna anche fare un po' i conti bisogna fare anche Con un la po' i conti realtà. con la realtà e soprattutto abbiamo visto anche negli ultimi 5 anni di Giunta Serracchiani nel tentativo di, come dire, riorganizzare gli enti locali, quali i comuni e le province, il disastro che è stato fatto, insomma, ecco. Un'ultima battuta perché il tempo si sta per esaurendo, quindi tu sei per un ritorno al passato, casomai con l'implementazione di funzioni, insomma, Certo. rispetto all'ente provincia, un ente elettivo, perché quindi la parte politica ha il suo significato, e rispetto al confine territoriale, se mi confermi, se non riusciamo a sciogliere questo vulnus, allora a quel punto ricorriamo al referendum. Ma secondo me sì, cioè diamo la parola ai cittadini. Bene Stefano, io ti ringrazio per averci tenuto compagnia e quando Grazie, vorrai tornare a parlare del tuo progetto, ovviamente qua sarai il benvenuto. grazie, Buon lavoro. grazie, grazie.